L'inaugurazione è, diciamo, un punto di arrivo di un allargamento di area per la concessionaria Nordauto, che rappresenta Kia da ormai 10 anni. Kia è un brand chiaramente di vetture internazionale e ha una sua, diciamo, necessità in questo periodo di incrementare certi punti vendita in Italia o perlomeno ottimizzarli con un unico interlocutore. Quindi la genesi è proprio questa, cioè noi siamo già concessionari nella zona di Montebelluna, Treviso e San Martino di Luperi nell'Alta Padovana. Si è allargata la zona a Conegliano con questa sede di San Fior e Belluno a Sedico, quindi c'è un completamento del territorio e un'incidenza che Nordauto ha forte in questo momento per rappresentare Kia al meglio nelle province di Treviso, Belluno e Alta Padovana. Quindi 5 sedi, chiaramente qui subentra anche un cambio di strategia di Kia, quindi i nuovi punti vendita sono stati ripensati con un nuovo layout, qui inauguriamo anche un nuovo concept, lo possiamo vedere dopo nella fase di inaugurazione. Avremo una serata dedicata proprio perché Kia ci tiene, con i manager proprio di Kia, con il presidente coreano Choi e l'amministratore delegato Bitti e tutto il management presente. È una serata conviviale, ci saranno i nostri clienti, fornitori, imprenditori locali, un po', diciamo, il fil rouge che lega un po' noi al territorio. Questo è un tema interessante. Allora, Kia da sempre ha sviluppato una forte propensione all'elettrico, perché è tra i brand che ci hanno creduto anche in base alle nuove normative europee e mondiali, e un po' rifacendosi anche al Green Deal. È indubbio che noi possiamo con i nostri prodotti avere, diciamo, una forza contrattuale anche su prodotti, diciamo, non necessariamente elettrici, ma anche con il mild hybrid, il full hybrid e naturalmente anche le classiche motorizzazioni termiche. Vogliamo coprire, diciamo, una gamma intera di prodotto, ma con un'attenzione particolare alle uscite adesso che saranno a breve di nuovi prodotti elettrificati anche a più basso, diciamo, prezzo, per offrire alla clientela la possibilità di andare anche nella direzione dell'impatto zero. Non sarà facile, lo dico sempre, c'è una netta, diciamo, discrepanza tra quello che si vuole fare col Green Deal e quello che invece è l'informazione che hanno i clienti. Comunque abbiamo visto recentemente a Berlino una bella, diciamo, proposizione di nuovi modelli da qui al 2028, quindi ci aspettano anni interessanti. No, aperture, adesso c'è un consolidamento della rete Kia in Italia, perché vogliamo anche essere chiari, sono circa una settantina di imprenditori con vari punti vendita, come noi con 5 sedi. Diciamo, la volontà di Kia è avere interlocutori forti, sani, radicati sul territorio, e l'auspicio per noi è chiaramente continuare una collaborazione che ha superato i 10 anni e magari chissà che vada al meglio anche per i prossimi altri 10 anni. Questo è l'interesse comune chiaramente, ma vedo che il prodotto Kia, che ha oltretutto 7 anni di garanzia o fino a 150.000 km, fidelizza molto la nostra clientela, e l'augurio e l'auspicio è che ci porti e ci traguardi nel futuro in maniera transizionale, sia con motorizzazioni elettriche come sarà, ma anche con motorizzazioni termiche adatte ai clienti. Beh, è sempre un momento importante questo, perché innanzitutto consolida quella che è la collaborazione tra Kia Italia e la famiglia Mazzoccato, la concessionaria Nordauto, con l'apertura di un nuovo punto vendita. Diciamo che questa va a completare quella che è già una presenza estesa sul territorio nel nord-est, con una visione per il futuro che è quella di ampliare quelle che sono le opportunità di offerta di servizi di mobilità per i nostri clienti. Kia ha nel suo DNA
il posizionamento sul mercato che permette di offrire una gamma molto ampia di prodotti, perché partiamo dalla City Car Picanto, che è un best seller in Italia, per arrivare fino all'EV9, che è il SUV totalmente elettrico che vedete qui alle mie spalle. Quindi coprire sostanzialmente tutta quella che è la fascia di mercato che più è interesse sul mercato italiano, con tecnologie da un punto di vista di motorizzazioni che vanno dai motori più tradizionali benzina, anche con il supporto delle trasformazioni GPL, per arrivare appunto alle elettriche più sofisticate, che sono quelle che fanno un po' vedere quello che sarà il futuro di Kia e il futuro della mobilità nei prossimi anni. Quindi il segreto è quello di trovare dei partner come la famiglia Mazzoccato, in grado di condividere questa visione per il futuro, quindi per fornire non solamente delle automobili, non fermarci solamente alla vendita dell'automobile fine a se stessa, ma quello di offrire l'automobile come il modo per utilizzare i servizi di mobilità che metteremo a disposizione, e quindi per andare sempre più incontro a quelle che sono le esigenze degli utilizzatori, diciamo, moderni, che hanno magari delle caratteristiche diverse, delle esigenze diverse, ed è quello che noi vogliamo andare a coprire. Quindi elettrificazione per il futuro, ma continueremo anche con quelle che sono le motorizzazioni tradizionali, magari ibridizzate, ma questo perché Kia è un gruppo che opera in 150 paesi a livello mondo, e quindi questo fa sì che debba mantenere tutte le tecnologie che sono richieste in parti del mondo dove magari l'elettrificazione ha delle dinamiche più lente. Quindi il nostro vantaggio è quello di poterci proporre al mercato e all'utilizzatore con una vasta gamma di prodotti, a partire dalle city car per arrivare fino alle auto più importanti di dimensioni più grandi. E quindi per noi oggi questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, proprio per sviluppare il più possibile nei prossimi anni la nostra attività qui con il gruppo Nordauto, proprio per continuare a crescere, anche perché nei prossimi anni vedremo almeno 2 o 3 prodotti nuovi all'anno, quindi per andare a ampliare ancora di più la nostra offerta, inclusa addirittura dei veicoli commerciali elettrici che arriveranno alla fine del prossimo anno.